Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Signore e signori, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay, 26 marzo in diretta dagli studi di Teleeuropa Network. La Serie A questa settimana ha riposato per dar spazio alla nazionale, quindi partiamo subito dalla Serie C. La Serie C ha avuto due turni, uno infrasettimanale che si è giocato tra mercoledì e giovedì e un altro che è terminato ieri sera, anzi per la precisione terminerà stasera con il posticipo tra Siracusa e Reggina. Che cosa è successo? Il Cosenza ieri ha pareggiato al San Vito Marulla contro l'Agragas, un risultato che ha lasciato un po' l'amaro in bocca per tutti i tifosi, mentre il Rende ha perso ancora una volta in casa contro il Trapani e il Catanzaro è finalmente tornato alla vittoria vincendo per 2-0 a Monopoli. Parleremo di questo e del prossimo turno insieme ai nostri ospiti che vado subito a presentare. Partendo dal coordinatore della trasmissione, Franco Segreto. Sì, buon pomeriggio a tutti gli amici che ci seguono da casa, ma è doveroso fare in questo momento le condoglianze alla famiglia del dottor Enrico Costabile, la cui moglie è deceduta tra la notte di sabato e di domenica, quindi ci associamo al dolore. Un forte abbraccio al caro Enrico, quindi le condoglianze nostre della redazione all'intera famiglia Costabile. A te Silvia. Certamente, allora, poi Alessandro Russo per la Gazzetta dello Sport. Sì, buonasera. Attilio Malena per Sport Italia. Buon pomeriggio a tutti. Andrea Spinelli, tecnico della Morrone, a cui facciamo i complimenti per la vittoria della Coppa Italia Calabria di ieri contro il Bianco. Complimenti davvero da parte di tutti noi. E poi il nostro amico ed opinionista Aldo Cennamo, che oggi lo vedo cattivo, giusto? Aldo? Cattivo no. Cattivo no. Arrabbiato sì, cattivo. È arrabbiato, Allora, si vede dallo sguardo, dal viso, sì. Allora, dall'espressione del viso. Partiamo subito andando a vedere quelli che sono stati i risultati di ieri, quindi pregherei la regia di mandarli subito. Casertana batte Lecce 1-0, Catania Paganese 6-0, Cosenza Agragas 0-0, Fidelissandria Sicula Leonzio 2-0. Matera Bisceglie 2-1, Monopoli Catanzaro 0-2, Rende Trapani 0-1, Siracusa Reggina si giocherà stasera alle 20:45 in diretta su Rai Sport, mentre Francavilla Juve Stabia è stata sospesa all'8° minuto del secondo tempo per impraticabilità di campo. Andiamo adesso a vedere la classifica. Lecce in testa a 64 punti, seguono Trapani e Catania a 60, Matera con un punto di penalizzazione 47, Juve Stabia e Siracusa 46, Rende 43, Monopoli 42, Cosenza 41, Casertana 39, Sicula Leonzio 38, Bisceglie 37, Francavilla 36, Catanzaro 35, Reggina 32, Fidelissandria 31, Paganese 28, Fondi 26, Agragas fanalino di coda 12 punti. Allora Franco, partiamo subito col dire che ieri c'è stato qualche risultato a sorpresa, perché il Lecce è caduto a Caserta e ha fatto sì che Catania e Trapani, che invece hanno vinto, si portassero a soli 4 punti dalla vetta della classifica. Mentre per quanto riguarda la parte bassa ha vinto soltanto la Fidelissandria contro la Sicula, mentre hanno perso Paganese, vabbè, la Reggina gioca stasera, e l'Agragas ormai, vabbè, più in D che in C, ha conquistato questo punto proprio al San Vito Marulla. Il Fondi riposava, quindi non è cambiato nulla. Io devo dare ragione all'amico Aldo Cennamo, al nostro opinionista, perché da più tempo ha avuto anche via telefono, come dire, una leggera querelle col direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso, quando lui sosteneva che il Catania, per quanto lo riguardava, dice, è un campionato per me aperto, anche se i punti sono 6-7 di distacco, però nel calcio ci sta tutto il contrario. Poi vedremo anche quello che è successo al San Vito Marulla. Nessuno magari si aspettava questo pareggio interno contro l'ultima della classe, però 2+2 mi insegnava un mio vecchio direttore che era Italo Cucci, non fa mai 4 nel calcio perché non obbedisce ad una logica precisa. Detto questo, 4 i punti sono adesso di vantaggio del Lecce, che vedo un po' sulle gambe perché veniva da un pareggio contro l'Andria e la sconfitta
sconfitta interna poi praticamente che ha regalato alla Casertana 3 punti pesantissimi, la Casertana che si posiziona dietro il Cosenza va a 39, un gol, signori miei, realizzato da Turchetta, guarda caso che è un giocatore del Lecce prestato alla Casertana per questo campionato. Per il resto hai detto tu, le Rende perde in casa contro il Trapani che è insieme al Catania, c'è questa rincorsa il 22 aprile quando poi il Lecce praticamente starà fermo perché dovrà osservare il turno di riposo, ci sarà questo scontro al vertice appunto tra Catania e Trapani e lì ne vedremo delle belle, bisognerà vedere poi quello che succederà, se il Lecce continuerà a fare la lepre, se Catania e Trapani continueranno a vincere sistematicamente ogni domenica e vedremo appunto poi alla fine tireremo le somme, vedremo quello che succederà. Bassa classifica, è importante stasera seguire Siracusa-Reggina perché la Reggina è lì per la zona rossa, hai detto bene, la Fidelis Andria in questo momento gioca un buon calcio, ieri ha vinto, il Fondi ha riposato, le altre hanno perso e quindi è tutto da seguire questo campionato fino alla fine. Per quanto mi riguarda, e do ragione ripeto al nostro opinionista Aldo Genna, per la parte alta il campionato è riaperto. Silvia. Bene, allora Alessandro, dato per, insomma, assodato il dato che in vetta alla classifica c'è ancora qualcosina da dire, parliamo invece della classifica delle calabresi. Ma, cosa dire? Diciamo che io sono di quel gruppo di appassionati e di addetti ai lavori che ieri ha incocciato contro questa gara, io l'ho definita da Guinness dei primati, cioè del Cosenza che è riuscito nell'impresa di pareggiare in casa con l'Agragas 0-0, un risultato indecoroso per il Cosenza, direi indecente per la classifica ed è una prestazione veramente da dimenticare sotto tutti gli aspetti. Un Cosenza che è partito molle, che poi si era svegliato verso la parte intermedia del primo tempo, ha avuto le sue occasioni, poi ha preso un'espulsione davvero incredibile sotto gli occhi della tribuna, sotto gli occhi dell'arbitro, il bravo Trovato si è fatto cacciare fuori. Nella ripresa Prontivia il Cosenza ci ha provato a mettere sotto un Agragas molto volenteroso, ma tutto qua, gli 11 punti che aveva in classifica la dicono lunga, adesso sono 12, uno l'ho preso al San Vito Marulla con merito, facendo quello che poteva. È un Cosenza che ha denotato le sue amnesie, che sono quelle che non hanno consentito alla squadra di decollare. In primis una evidente deficit di qualità tecnica negli ultimi 16 metri per la squadra, un deficit così evidente che davvero vale poco la pena spendere del tempo. In una partita come questa, dove non c'è nessun giocatore che ha la capacità di andare 1 contro 1 in porta, davvero viene voglia proprio di pensare ad altro. Dispiace dire che c'è da rimpiangere non poco Statella in questa squadra, dispiace dire pure che c'è una scarsa produttività offensiva che denota un problema ormai storicizzato e dispiace dire che il Cosenza va a corrente alterna come il suo allenatore nei cambi, perché, insomma, Braglia è un allenatore molto esperto e molto bravo in alcune vicende, in alcune partite, forse si poteva anche gestire diversamente la gara, anche ieri se non riusciamo a giocare con 2 punte contro l'Agragas negli ultimi 20 minuti non riesco a capire contro chi succederà mai. Detto questo, può succedere anche di incocciare in una partita negativa, però è paradigmatica, come si può dire. È il Cosenza che abbiamo visto fare Arachiri in casa con il Fondi, fare Arachiri in casa con la Reggina, fare Arachiri a Catania, con il Leonzio, fare questa partita con l'Agragas, sì, il campo, quello che vogliamo, il San Vito Marulla ha un terreno di gioco che sì, ne parleremo è dopo anche di imbarazzante perché non c'è un vocabolo diverso che dire il San Vito è imbarazzante. Questo è il Cosenza che non è in crisi, però ieri ha ciccato un'occasione direi quasi banale, fa un po' sorridere questo pareggio del Cosenza. Detto questo, invece il segnale in controtendenza lo dà sicuramente il Catanzaro, che è riuscito a vincere una partita con una squadra molto in forma, il Monopoli, la prima vittoria se non erro di Pancaro. Sì, la prima. È una squadra che adesso giocherà un derbissimo in casa, molto sentito anche a Catanzaro con il Catania, prima del super derby
dell'8 aprile al San Vito Marulla contro il Cosenza. Per quanto riguarda invece la Regina, la partita di stasera può essere un bivio importante perché Siracusa è una classica outsider del campionato, grandi qualità tecniche, la Regina però ci ha abituato sempre a tirare fuori dal cilindro delle cose che impensabili. Questo è il quadro della situazione. Bene, allora pongo la stessa domanda ad Attilio, ovviamente giudizio super partes su tutte le calabresi. Ma partendo dal Cosenza, a mio avviso ieri è mancata la cattiveria. Il Cosenza ha fornito una prestazione vicina alla sufficienza, ma non una sufficienza chiaramente meritata, proprio per la mancanza di quel passo in più, di quella cattiveria in più che avrebbe potuto permettere agli uomini di Piero Braia di ottenere i 3 punti. I 3 punti che non sono arrivati, si sono trovati davanti un Vono in giornata di grazia, comunque è lecito attendersi qualcosa in più dalla formazione di Piero Braia. L'espulsione di Trovato ha condizionato inevitabilmente il match, quindi io credo che il Cosenza ieri ha mancato in cattiveria e soprattutto bisognerà ritrovare quella fame e soprattutto quella consapevolezza dei propri mezzi che in questo momento alla squadra di Piero Braia sta mancando. Brevemente sul Catanzaro, il Monopoli è una delle pagine più belle di questo campionato di Serie C e gestire una situazione difficile come quella che sta vivendo il Catanzaro non è assolutamente da tutti. L'obiettivo, una volta entrato in gioco Pancaro al posto di Dionigi, era quello di recitare un ruolo molto tranquillo, di salvarsi senza alcun patema d'animo. Non è facile, però da questa vittoria si può ripartire. Brevemente sul Rende, io credo che sia una squadra, nonostante una stagione straordinaria che probabilmente nessuno si aspettava, è una squadra che in questo periodo purtroppo, ahimè, è in netta discesa. E sulla Regina l'ultima vittoria, e lì a proposito di ripartenze, l'ultima vittoria che sa comunque di liberazione per la formazione allenata da Genore Maurizi, nonostante una situazione a Reggio Calabria che resta molto difficile, una partita, come diceva giustamente Alessandro, ostica e complicata come quella contro il Siracusa. Grazie. Andrea, allora, ovviamente questo girone C ci ha abituati a dei risultati molto inaspettati. Ieri forse i più eclatanti sono proprio lo 0-0 tra il Cosenza e l'Agragas e la vittoria della Casertana contro il Lecce. Sì, è vero. La delusione più grande sicuramente è quella del nostro Cosenza, perché tutti quanti si aspettavano una vittoria, che ahimè purtroppo nel calcio, come abbiamo parlato già con gli ospiti, era scontata, e che evidentemente il nostro Cosenza si è adattato a quelle che poi era la circostanza, perché giustamente, come parlavamo con Alessandro, è impensabile che una squadra parta in maniera lenta quando sa che deve vincere, e quindi deve mettere di tutto per cercare, soprattutto in un campo, il San Vito Marulla, che non è in condizioni in questo momento, ma pronti via sicuramente doveva dare uno spirito totalmente differente. Poi è normale, si è adattati su una gara che favorisce soprattutto chi si difende in un campo, in un acquitrino, in una situazione impensabile per poter giocare, e ahimè siamo incappati in un pareggio dove nessuno magari si potesse aspettare. Questo un pochino, ecco, lascia l'amaro in bocca. Per il resto abbiamo già detto tutto, ma mi voglio soffermare un attimo, perché già in un'altra occasione con Franco Segreto noi avevamo parlato. La cosa che non mi piace di questo Cosenza, che non so che cosa ci sia dietro, non so, poi bisogna stare all'interno degli spogliatoi, bisogna stare all'interno di una squadra e capire quello che... È impensabile che questo Cosenza rimanga sempre con un uomo in meno. È impensabile. Dei cali di concentrazione inconcepibili. È inconcepibile, io non so di chi possa essere la colpa, non voglio attribuire niente a nessuno, perché bisogna trovarsi nello spogliatoio e bisogna capire quali sono le circostanze. Però dall'esterno e da tecnico io odio rimanere in 10. È impensabile che domenica dopo domenica questa squadra possa giocare con uomini in meno. È impensabile. E mi pare che è una costante, ieri ne parlavo anche in tribuna stampa con i colleghi, è una abbiamo costante. Iniziato giusto dalla per Coppa ricordare, Italia, Andrea, alle ultime gare a Viterbo, magari quella di
di Mungo. Di Loviso poteva starci, non poteva starci, però Mungo è uscito fuori. A Ecco. Pisceglie è uscito fuori praticamente con un rosso d'Ermaco. Ieri è uscito fuori trovato per quella testata data a Nava. Il Cosenza ha bisogno degli uomini per cercare di affrontare il campionato nel miglior modo possibile. C'è un nervosismo che a questo punto affiora, che è latente. Evidentemente c'è qualcosa che all'interno dello spogliatoio... Ma non è motivato questo è un nervosismo non motivato, secondo me. Anche perché, nonostante la classifica in questo momento dica che il Cosenza è all'interno dei playoff, come giustamente diceva Alessandro, è un nervosismo che è immotivato, cioè non si capisce il perché ci siano questi cali di concentrazione, ma non stiamo qui a sminuire quello che poteva essere la forza dell'Akragas. Assolutissimamente, una buona fase difensiva. Tu hai giocato assolutissimamente, perché non si è in B con Giorgi, però l'atteggiamento di una squadra che deve fare punti anche con una squadra di bassa classifica, quale in quel momento era la squadra che stavamo affrontando, è impensabile che tu ti adatti come Cosenza agli altri. E questa è una motivazione che la devono trovare i calciatori. È inutile che noi andiamo lì a menarci. Ma non lo sai qual è il vero problema? Poi chiedo scusa, ma mi scappa adesso. Cioè, il vero problema è che nessuno, almeno ieri e in diverse altre partite, si prende la responsabilità di una partita che può essere semplice, ma che è molto difficile, perché queste sono le classiche partite trappola. Non c'è stato nessuno che si è preso la responsabilità di tentare la giocata, 1 contro 1, di provare ad entrare, una soluzione da fuori. E questa è una cosa abbastanza grave per una squadra che si dice debba puntare ai playoff a fare qualcosa di importante. Noi stiamo parlando del Cosenza, non stiamo parlando dell'Akragas. Se a Cosenza non si prende gente che può andare nell'1 contro 1, che si deve prendere la responsabilità, che tira fuori gli attributi, che in una gara difficile bisogna tirarli fuori, perché il Cosenza aveva bisogno dei 3 punti, perché venivamo da situazioni un pochino così, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Quindi alzare la determinazione di una squadra, alzare il ritmo, alzare tutto questo, tocca anche alla squadra, può venire chiunque ad allenare questa squadra, c'è bisogno degli attributi. Al San Vito, mi fermo un attimo e dico l'ultima cosa. Ma che stress abbiamo se ieri c'erano 500 paganti? 503 paganti. Allora, qual è la pressione? Dov'è sta pressione? Che ormai ognuno sta facendo quello che vuole. E quindi guardiamoci un attimo attorno. Forse andiamo a cercare qualcosa. Hai ragione, hai toccato un nervo scoperto, poi su questo ci ritorneremo. Aldo, allora, tu che sui social sei molto attivo, i social, insomma, ieri abbiamo letto di tutto. Progetti, tema libero. No, ma io ho ascoltato in doveroso silenzio quello che viene detto. Certo che è sconcertante tutto quello che si vede, queste squalifiche, questo modo di comportarsi in campo, questo modo anche di giocare senza quasi nessuna cosa, cioè proprio si va in campo forse non lo so, è una squadra a brandelli. Io che ho visto la squadra a Lecce Cosenza, mi ero esaltato finalmente, un gioco, una squadra brillante. Da quella partita in poi è successo la fine del mondo, ma non solo di quella partita in poi, perché l'ho detto già l'altra volta e spesso mi ripeto perché per farlo capire a qualcuno. Dopo il mercato di gennaio ci siamo smarriti totalmente, abbiamo fatto 11 risultati utili consecutivi, dopo il mercato, dopo gli acquisti che abbiamo fatto, giocatori importanti di Serie B e via dicendo, però si devono calare in una realtà come la CIC e probabilmente questo è anche difficile e questa squadra non riesce più ad esprimere nessun gioco, una squadra messa male. Io che voglio fare il cattivo veramente adesso faccio il cattivo. Adesso dirò una cosa che probabilmente potrà fare scalpore in città. Davvero? Siamo sicuri che questi giocatori vogliono fare i playoff o se ne vogliono andare prima in vacanza? Perché qua questo mi viene il dubbio. A me mi viene il dubbio che questi giocatori non pensano pensano di andare in vacanza prima del tempo, perché è così che mi sembra di capire, perché giocare con l'Akragas in questa maniera mi viene questo sospetto. Io sono vicino al presidente, lo vedo molto soffrire sta persona, ci sta mettendo l'anima, poi avrà sbagliato anche qualcosa, poi ne parleremo, ma signori miei, giocare in questo modo è veramente una cosa impossibile. Non si può pensare che una squadra va in campo e si permette il lusso di fare solo 2 azioni con l'Akragas.
E poi si dà la croce addosso a Perez, ma avrà anche le sue responsabilità. Ma quali palloni gli arrivano a questo giocatore? Se il centrocampo non va il filtro, se le azioni vengono fatte alla carlona, la palla si tira in avanti come se dovesse e va dispersa sempre. Ma che modi sono questi? Il calcio è una cosa seria. Purtroppo Braglia si deve mettere in testa, perché è bravo, che deve prendere i provvedimenti giusti, perché secondo me lo spogliatoio non è compatto, c'è qualcosa che non va, come diceva Spinelli. Hai detto due cose che secondo me hai fatto sobbalzare sulla sedia tutti i tifosi del ha detto una cosa seria. Ma te ne assumi la responsabilità, caro Aldo. Come mai ogni domenica c'è un'espulsione? Come mai la squadra gioca in 10 ogni domenica? Mi viene il dubbio che probabilmente questi vogliono andare in vacanza prima, lo dico chiaramente. E te ne assumi la responsabilità. Questo lo dirai poi davanti ai calciatori. Adesso dovranno avere il coraggio di smentirmi, mi devono smentire. Davanti al Presidente, vai Silvia. Vediamo gli highlights di questa partita. Andiamo a vedere proprio gli highlights di questa partita. E poi ti faccio una telefonata con un Presidente che è tutta una chicca, vai. Cosenza Akragas. La facciamo commentare al nostro Alessandro Russo. Va bene, volentieri. Partiamo dalla regia Leonetti, grazie, alla Camera Massimo Fino, grazie. Partendo dal terreno di gioco, inguardabile. Diciamo che questa è una cosa che va risolta, perché l'unico alibi che ha la squadra, davvero, sinceramente, non perché ieri davvero l'hanno combinata grossa, ma giocare a calcio palla a terra è praticamente impossibile. Qui gol, bacco accomodata, la palla in porta, non si capisce. Cross dalla sinistra e Pascali praticamente una la manda parata. sopra, c'è Dorazio, un diagonale di Dorazio. San Vito un acquitrino. Qui tira mi pare, Bruccini. Un ennesimo calcio d'angolo, un colpo di testa, la palla rimane lì. Sì, alla fine saranno Uno 13. dei fattori positivi comunque di questa squadra, perché tra 1000 note negative forse una delle poche note positive è proprio Bruccini. Bravo. Questo 3-5-2 sembra veramente cucito addosso a Bruccini. Qui è Perez che dicono... La vogliamo rivedere? Enzo, scusami. Dicono i compagni che Perez la palla gli è rimasta giù per il fango. Vorrei rivederla questa azione di Perez. Guardate, signori miei, una si giocava testata in una piscina. Quella testata. Enzo, fammi vedere la testata, per cortesia, di Trovato. Ingenuo il ragazzo, veramente ingenuo. Vediamo quello che è successo. Comunque, l'arbitro toglie il rosso. Trovato è un buon giocatore, però questa cosa francamente non si è capita bene. Ha lasciato indietro, ecco qua. A passo, a tiro, ma... Andiamo avanti, e con la testata di Trovato. Oh, mamma mia. Proprio sotto gli occhi dell'arbitro, che era neanche a 2 metri. A un metro, secondo me anche meno di 2 metri. Anche meno di 2 metro metri. dall'arbitro, ma come diceva Alessandro, tutto questo non è giustificato, perché è un buon giocatore a passo e poi siamo al 46esimo del primo tempo, cioè nemmeno magari c'è l'impotenza di non essere riusciti a riagguantare il risultato, c'era tutto il tempo. Pronti via nella ripresa, il Cosenza ha avuto questa palla, la migliore palla. Nessuno è riuscito a metterla dentro, una bella parata del portiere, la palla ancora lì e rimane. Qui era proprio il primo minuto della ripresa, forse si poteva sbloccare il risultato. Qui respinge, Vono un buon portiere, ennesima mischia, tiro alla distanza, il portiere non si commuove. Qui è Corsi, dritto per dritto, un bel tiro, fuori, nessuno interviene. Ennesimo tiro fuori, poco o nulla, poi mi sembra, tranne qualche Chiochereche che subentra, giocando benino ma sempre dritto per dritto. Qui il miracolo sull'unico tiro in porta dell'Akragas. Qui poteva vincere l'Akragas. La classica diciamo che Saracco sia col Fondi che ieri ha salvato i risultati. Però diciamocela tutta. Diciamolo, facciamo i complimenti anche a Saracco. Bravo Saracco. Visto che sono uscite fuori tutte le negatività, diciamo che qualche giocatore, diamo la linea alla regia, come sosteneva l'amico di Sport Italia, il collega Attilio Malena, insomma Bruccini il migliore in campo, Saracco ha salvato praticamente la rete da un 1-0 che non ci stava proprio per l'Akragas, qualche nota positiva c'è stata, insomma. No, la cosa che dispiace di questa partita è anche... Te la faccio dire dopo la pubblicità. Ci dobbiamo fermare, restate e poi abbiamo noi. la telefonata e poi abbiamo pure. al telefono il presidente del Rende. Coscarella. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi per la seconda parte di Replay. C'era Alessandro che sta finendo di parlare, ma stanno arrivando 1000 messaggi. Vai Alessandro. Di cosa dobbiamo parlare?
Stavi dicendo concludendo appunto tu quella che un era discorso. stata la partita, questo nervosismo, le attenuanti che può essere quello del terreno campo, sì. del San Vito Marulla. Ma è un'attenuante così di maniera. Però io una cosa vorrei dirla, il Cosenza comunque ha giocato lunedì, giovedì e ieri. Può non essere un attenuante, però mi sento anche di lanciare questa, insomma. Il problema fondamentale è questo. Allora, intanto strategicamente il San Vito, per cortesia, chi deve farlo lo faccia il prossimo anno, sia consegnato alla squadra in maniera decente, perché non si può giocare al calcio. No, ma è un problema davvero serio, perché la controprova non c'è mai, ma una manovra è impossibile farla. Lato curva sud, Donato Bergamini, un po' si può manovrare. Sì. Lato di qua non si può manovrare. La palla rimbalza a palla magica. Cioè, non è calcio questo, cioè, non si può giocare. Non giochiamo tra i dilettanti, oppure se lo giochiamo qualcuno ce lo faccia sapere. Per quanto riguarda invece il Cosenza, devo dire una cosa in più riguardo alla partita. Ribadisco ancora una volta, questa squadra denota un problema proprio di qualità. Io ribadisco ancora, non c'è stato un giocatore, nonostante ci siano delle individualità in mezzo al campo di spessore, di tecnica, anche come Palmiero, per giocare con la maglia del Cosenza in questo stadio, che pesa, nonostante non ci sia nessuno, pesa molto, ci vuole personalità. Cioè, la squadra va tenuta, va presa per le mani, cioè, un giocatore di personalità che guidi la squadra. Capisco, abbiamo lo Stantuffo, che è Bruccini, ma il leader di questa squadra, chi è? Bravo. No, chi è il leader di questa squadra? Qualcuno me lo dica. Poi si butta, come diceva giustamente anche Aldo, la cosa della croce addosso a Perez. Perez sta ad Arrighini come la mantia dovrebbe stare al centravanti del Cosenza. Punto e chiuso. Non è una scienza esatta, ma è sicuramente una teoria che sta in piedi. Perché Perez non è un goleador da 30 gol o da 20 gol, ma è un giocatore che ha bisogno di un altro attaccante che faccia Okereke, va dritto per dritto. Ieri non serviva a nulla in campo Okereke. Tutino, ma dico io, una partita come quella dove non si riesce a trovare il bando della matassa, abbiamo un giocatore tecnico in campo, uno, Tutino, è stato sostituito. Ma l'alternativa a Tutino, chi è tecnicamente? Chi è? Ma chi si prende la responsabilità in questa squadra di far sognare i tifosi del Cosenza e portarli in Serie B? Ma non è plausibile pensare, e chiudo, ai voli pindarici. Bisogna questa squadra, perché sennò non voglio fare il disfattista, io voglio fare una cosa propositiva. Positiva, giusto, allora, l'ho capito. È una squadra che ha una struttura importante, ma mancano almeno 4 pedine per andare in Serie B. Alessandro, scusami, io volevo dirti una cosa, però a me dispiace molto questo infortunio di Massimo Loviso, perché secondo me poteva essere uno dei 4 di cui tu parli, un leader. Potrebbe essere un leader e poi perché su una punizione, su comunque un calcio d'angolo, poteva dare qualità. È un mio modesto parere. Ma no, sicuramente, però è una squadra che non va buttata, non va come si può dire, cestinata. È una squadra che va modellata, però. Benissimo. Uno per reparto. Alessandro, scusami, dovremmo avere la telefonata. Sì, dobbiamo avere al telefono il presidente del Rende, Fabio Coscarella. Buonasera. Buonasera. Pronto? Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera, Grazie Presidente. di essere intervenuto. Buonasera. Grazie a voi. Allora, Presidente, partiamo subito col chiederle, insomma, questo momento è un po' no del Rende, anche se ieri il Rende ha incontrato probabilmente una delle squadre più forti in questo momento, cioè una è il Catania e una è il Trapani, quindi voglio dire, ci può anche stare il risultato. Sì, in effetti noi forse abbiamo fatto un percorso straordinario prima, un momento di calo, un momento di abbassamento di tensione ci può stare. So che i ragazzi adesso stanno ricaricando le pile per provare a fare questo finale di campionato e chissà, se tutto va bene, qualche gara di playoff con grandissima intensità. È un momento che può chiaramente starci per una squadra nuova che si affaccia per la prima volta in un campionato così difficile, soprattutto nel genere di torno come quello della Serie C. Presidente, prima di dare la parola anche agli altri ospiti, 2 settimane fa abbiamo letto una sua lettera aperta ai giornali dove lamentava comunque un ritardo negli impegni che erano stati presi per quanto riguarda il rifacimento del Marco Lorenzo.
Forse qualcuno sta sottovalutando il problema, che è un problema serio sul quale noi abbiamo, fino a quando abbiamo avuto con le nostre forze, da dare un segnale importante sulle strutture. L'abbiamo potuto fare, abbiamo fatto un restyling profondo, abbiamo messo in sicurezza le strutture, ma se si vuole fare calcio in un determinato modo, perché dobbiamo considerarla a tutti gli effetti un'azienda, una squadra di calcio in questo momento, va fatto un lavoro molto più profondo. Per lavoro molto più profondo si intende una casa, una struttura che abbia dei comfort, che possa dare la possibilità a noi che operiamo, cerchiamo di continuare a dare la possibilità alla nostra gente di avere partite, di stare in un ambiente che sia un ambiente decoroso, che sia un ambiente che possa far venire le famiglie e che possa essere vissuto 7 giorni su 7. Se non partiamo da questo e non creiamo delle basi importanti, perché io quest'anno non ho avuto il piacere di vedermi una partita del Cosenza al San Vito, ma mi viene detto che anche il San Vito ha un aspetto non ne parliamo. veramente di abbandono. Sì, non ne parliamo. Il Lorenzon solo per il nostro entusiasmo quest'anno abbiamo potuto creare un minimo di comodità, ma se non si dà una sterzata a questo discorso, e lo dico nell'interesse di tutti, perché già è molto difficile portare gente allo stadio. Bravo. E poi devono venire, non viverla la partita, non vivere l'evento, non vivere qualche ora in più dopo l'evento, in totale tranquillità, come se potessero stare in un ambiente familiare. Lasciamoci stare tutti, che è meglio. Noi stiamo mettendo tutto e di più in un progetto importantissimo. Se la gente, se i politici non vogliono far finta di non sentire, o qualcuno ci sta marciando sopra per metterci il bastone tra le ruote, a quel punto noi dobbiamo assolutamente poi alzare le mani e dire che, siccome siamo degli imprenditori, dobbiamo creare degli spazi alternativi al calcio. Quindi perché se noi speriamo che possa il pubblico darsi una mano, perché non è che penso che a Cosenza la cosa cambia, parliamo di 1.000-1.500 persone che vanno allo stadio, se non crei entusiasmo intorno a questo sport siamo destinati a perdere entusiasmo e non avere la possibilità di fare una programmazione importante, entusiasmante con la tua città, coinvolgendo la tua città. Fabio, scusami, hai introdotto un argomento interessante, perché sono tanti i messaggi che stanno arrivando, poi qualcuno lo leggerò. Intanto saluto gli amici Ettore Granata, Elio Principato, qualche altro che scrive: ma stando così le cose, quello che ha detto poc'anzi l'amico Fabio Coscarella, presidente del REN, 502 i paganti a Cosenza, ieri erano 1.002 i presenti al San Vito, nemmeno gli abbonati, Presidente, e 400-500 appunto al Marco Lorenzon. Ma è possibile da qui a qualche anno di avere una squadra unica? Questo mi dicono gli amici tifosi sportivi, questo io giro al Presidente Coscarella. Può essere una soluzione che può essere percorsa con la volontà di tutti. Dobbiamo renderci conto che unendoci forse c'è la possibilità di unire le forze e di provare a fare qualcosa di più importante, ma alla base rimane un discorso molto importante, che è quello che se non crei una struttura, se non crei un punto di incontro, un punto di riferimento, non ne veniamo fuori. È vero. Nel momento in cui si va in uno stadio e si deve stare o infreddoliti, o che ti arriva l'acqua addosso, che non riesci a vedere la partita perché sono concezioni di costruzioni di 40 anni fa, la gente non ci viene. Tu puoi fare quello che vuoi, puoi fare la manifestazione, puoi fare il prezzo ridotto, ma la gente non ci viene. Dobbiamo renderci conto e dobbiamo fare rendere conto alla politica che in questo momento Rende e Cosenza rappresentano forse un'opportunità, perché abbiamo 700-800 bambini di scuola calcio. E si può fare un discorso molto importante con le famiglie, si possono coinvolgere, si possono creare i vecchi club che c'era una volta. Io anche il centro coordinamento club Cosenza non lo sento nominare da qualche anno. Ci si è perso l'entusiasmo. Noi dobbiamo, attraverso i nostri bambini, i genitori che ci sono, che seguono i bambini durante la settimana, dobbiamo creare un entusiasmo importante per riportare la gente al campo.
Bene, e dare la Presidente, possibilità di vedere un messaggio, Sì. di dare un messaggio importante a tutti. Voleva farle una domanda Aldo Cennamo. Sì, Buonasera Presidente, io buonasera. sono onorato di essere tuo amico ma anche di Guarascio, però una cosa la devo dire con molta onestà. Io penso che è giunto il momento di smetterla con questa, non mi riferisco a te ma proprio in generale, anche a me stesso, con questa manichea di campanilismo che purtroppo ci portiamo dietro. È giunto il momento che veramente ci si siede a tavola e si fanno le cose seriamente come tu stai facendo a Rende e come Guarascio sta tentando purtroppo di fare a Cosenza, perché la volontà da parte della città di Cosenza, e di questo me ne assumo tutte le responsabilità perché è stato detto pubblicamente anche da parte del sindaco Occhiuto, c'è di fare una cosa unica, Castrovillari, Cosenza e Rende per quanto riguarda la città unica, ma se c'è una città unica ci deve essere anche uno sport unico, una squadra unica per portare 10.000 persone al campo, altrimenti di cosa stiamo? Se vogliamo fare uno stadio a Rende, uno stadio a Cosenza, uno stadio a Castrolibero, uno stadio a Fuscalda al mio paese, non facciamo sempre le solite maniche operazioni politiche di promesse prime elettorali che non sono state e non vengono, ma vogliamo sederci ad un tavolo e fare un discorso diverso, perché tu sei capace, Guarascio è capace, il sindaco di Cosenza e anche Manna è capace. Se lo vogliamo fare, sediamoci e lo facciamo. Anche noi da questa televisione mandiamo messaggi, ma probabilmente parliamo anche noi alla Luna. Io vorrei parlare alle persone, non alla Luna. Questo, scusami il mio sfogo, ma veramente è una cosa indegna non potersi mettere ad un tavolo e parlare di cose serie, di una squadra unica a Cosenza nell'Interland. Ci vuole, perché altrimenti faremo una brutta fine, non vedremo mai la possibilità per i nostri figli di andare in Serie A. Noi vorremmo andare in Serie A assieme a Renda, a Cosenza e a Castrolibero. Se noi ragioniamo, grazie per le belle parole Scusami se mi sono, però almeno non ce la faccio più, insomma, ecco. Assolutamente, il discorso è questo, se noi penso che siamo tutti maturi per sederci intorno a un tavolo e capire tutti insieme, perché dobbiamo tutti insieme volere la stessa cosa. E io ho notato anche nel Presidente Guarascio una grandissima apertura, anzi stiamo vedendo di poterci incontrare. Ma io vorrei incontrare tutti, vorrei incontrare i tifosi, vorrei incontrare le persone che hanno fatto il calcio vero a Cosenza, perché tutti insieme forse riusciamo a fare qualcosa di importante, ma parte da un progetto di 2 o 3 anni che possa coinvolgere con l'entusiasmo l'intera cittadina, perché ci deve dare un segnale a tutti i tifosi e dire: noi siamo questi, vogliamo fare questo e vorremmo arrivare qui. Si deve dare un messaggio chiaro. E poi la città, sono sicuro e sono certo che risponderà, perché non può essere la città di Cosenza cieca o sorda rispetto a un anno fa dove c'erano 12.000 persone. Quindi l'interesse lo crei se dai la massima trasparenza nella programmazione del progetto, ma chiaramente dando una struttura, dare una casa che ti possa consentire di avere anche, di spaziare anche oltre il calcio, perché diversamente, se non creiamo un discorso, il calcio è sociale, se noi non creiamo intorno al calcio un interesse da parte di tutta la città urbana, non ne veniamo fuori. Okay. Bene, Alessandro Russo per Gazzetta dello Sport. Sì, buonasera Presidente. Buonasera. Intanto forse si perde un attimo di vista il fatto che il Rende che perde con il Trapani ci può stare e soprattutto non si dà merito ad un campionato straordinario del Rende, perché tra altre cose perdere solo 1-0 con il Trapani giocando una buona partita e rimanendo nella zona playoff certifica il fatto, guardandosi intorno, che a Rende è stato fatto, non dico un miracolo, ma più o meno una roba del genere. Tra le diffidenze generali la squadra continua a rimanere in zona playoff e quindi ci può stare assolutamente contro una delle migliori squadre del campionato di perdere una partita, e questo è l'inciso sul merito del campionato. Le volevo chiedere, tornando a cose più realistiche, riguardo a Brunello Trocini, che è il vostro allenatore, storico giocatore del Cosenza, una persona che ha dimostrato di essere anche capace. L'allenatore è sulla bocca di diversi club, le risulta che il prossimo anno possa lasciare Rende, oppure come la vede lei? Brunello è una persona alla quale sono molto legato, siamo veramente cresciuti insieme e quando si parla di miracolo, da un lato dico sì, è un miracolo per Rende, ma chi ci conosce sa che noi siamo veramente buttati 10-12 ore al giorno in società a studiare anche i minimi particolari.
Io sono convinto che Brunello quest'anno avrà grandissime soddisfazioni e io, da persona alla quale sono molto legato, non posso che non dare la possibilità di avere un'esperienza importante, perché ci sono già noi condividiamo tutto e quindi sappiamo già che ci sono diversi interessi sul nostro allenatore. Per noi è un motivo di grandissimo orgoglio. Se dovesse arrivare alla chiamata per lui giusta, perché significa che forse il nostro lavoro inizia ad avere qualche frutto, perché ripeto, rispetto alle altre situazioni sportive che magari di altra società, per noi è una nostra persona, una persona a noi molto cara, e significa che forse si è lavorato nella direzione giusta, e quindi adesso sarà Brunello Trocini, magari tra qualche anno potrà essere qualche altro allenatore sempre nostro, o qualche altro ragazzo che prenderà il volo, come si dice in questi casi, verso piazze più importanti. Brunello lo merita, penso che sia arrivato il suo momento. Grazie, Presidente, l'ultima domanda gliela faccio fare da Attilio Malena di Sport Italia. Ritornando al discorso che faceva lei in precedenza, Presidente, è una regione che soffoca, da Cosenza a Rende fino alla Regina e lo stesso Catanzaro, ma probabilmente non solo un problema regionale, c'è un problema di sistema che non tutela le società e i possibili investimenti. Guardi, dottore, il discorso è questo. In un momento di contrazione economica così forte, trovare dei pazzi, perché ci definiamo pazzi, l'altro giorno con il Presidente Noto dicevamo siamo dei pazzi, e rispettare determinati parametri. Lui ha usato delle parole molto forti, ha detto le persone oneste nel calcio dopo 1 anno o 2 anni si stancano. Dare, secondo me, in un momento come questo, un segnale forte che insieme alla politica, insieme alla città si può costruire qualcosa di importante, penso che sia fondamentale, perché veramente altrimenti imprenditori che spendono le proprie risorse, spendono il proprio tempo, mettono da parte gli affetti e non vedono questa indifferenza da parte della politica, crea veramente dei problemi. E quindi anche lo stesso magari Presidente Guarascio, che fa tanto per Cosenza, tantissimi sacrifici, si stanca dopo un poco. Coscarella si stanca, Noto si stanca, e poi alla fine ci ritroviamo i soliti personaggi che hanno solamente bisogno di visibilità e quindi si accostano a società che sono fino a quel momento state degli esempi e dei modelli. Io veramente farei fare una riflessione alla politica calabrese, perché è l'ultima possibilità di vedere qualcosa di importante, con una programmazione certa, chiara, puntuale, e non dare agli imprenditori che vogliono investire tanto nelle proprie città del fatto di innamorarsi e di lasciare magari Rende, perché non penso che sia un altro pazzo che se le dico l'incasso di ieri lei si mette a ridere. No, Fabio, dillo, per questo che noi, capisci, noi stiamo spingendo verso una direzione importante, perché a Cosenza ieri noi 1000 paganti. Abbiamo rimesso 4.200 euro, perché abbiamo rimesso 4.200 euro, ma perché? Perché la gente non potevi. Se ci fosse stata una struttura nuova, una struttura diversa, avresti potuto fare un discorso dalla mattina con un museo, con un pranzo, con la possibilità di un babysitteraggio che ti dava magari la serenità di lasciare una bimba o un bimbo a casa nella struttura, e magari il papà o la mamma a vedersi la partita. Ecco, devi partire da questo, devi partire da un progetto nuovo. Progetto Va bene, nuovo. allora Grazie. noi la ringraziamo, Presidente, e l'aspettiamo presto in trasmissione da noi. Grazie a tutti voi, buona serata. Grazie, Presidente, grazie. Il bene probabilmente Attilio. lo si capisce veramente quando lo si perde. Sì. Il discorso che facevo prima con il Presidente, anche lo stesso Crotone, con tante difficoltà, con un sistema che non lo tutela, il discorso che faceva il Presidente Coscarella di un trade union che la Regione deve unire per far sì di far rivedere qualcosa di importante, magari chissà anche una Serie A da protagonista, perché l'unione fa la forza, e noi chiaramente ci auguriamo tutti che questo bene non possa essere disperso nel corso del tempo. Però guarda, Scusami, posso intervenire sì, io? dobbiamo leggere un attimo, un messaggio del nostro amico che salutiamo. Ecco qua. Intanto, Elio come Principato. diceva Ettore Granata, che chiedeva, saluta tutti e dice non si riescono a sentire le radiocronache del Cosenza. Ma perché, caro Ettore?
non c'è in questo momento, da quel che mi risulta, una radio che Una abbia radio preso, che ha acquistato i diritti. che abbia acquistato i diritti, Non questo c'è. mi dicono, quindi non c'è. E poi Elio Principato? Per quanto riguarda Elio Principato, eccolo qua, lo salutiamo, dice saluta tutti gli amici. Dico ad Aldo Cennamo che se il prossimo 8 aprile non si vince contro il Catanzaro, leggo quello che mi ha scritto un WhatsApp testuale, il mister, i giocatori e il direttore sportivo meglio che da Cosenza vadano via. Punto allora, e basta. A te era riferito. Incominciamo. Allora, salutiamo innanzitutto Incominciamo adesso anche ad essere a cercare con i toni di essere più tranquilli, più sereni, perché fare questi annunci, mi meraviglio di Elio che è una persona saggia, fa questi annunci, a me onestamente un pochino però noi possiamo sopportare o supportare, come meglio si vuol dire, questa situazione è veramente difficile, perché ormai i tifosi sono arrabbiatissimi, tant'è che il risultato della presenza la dice lunga, perché altrimenti il San Vito ha sempre avuto presenze importanti, da qualche tempo a questa parte purtroppo è così. Però se noi dovessimo... Puoi continuare dopo la pubblicità? Continuiamo. Allora, ci fermiamo, restate con noi per la terza e ultima parte di Replay. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, bentornati con noi per l'ultima parte di Replay. Aldo, allora, finisci il concetto. Stavo dicendo che conoscendo Elio è uno tifoso, uno che ci dà l'anima, è uno come me che proprio soffre molto le partite, specialmente quando è cosa per... Ma vorrei dire ad Elio, adesso non esageriamo nel momento in cui... Adesso aspettiamo, io pure ho detto prima una cosa importante, io mi auguro che i giocatori mi smentiranno, io ho detto che questi giocatori probabilmente pensano più che ai playoff, pensano di andarsene in ferie prima, ma se mi smentiranno io sarò qui in televisione a chiedere scusa, ho sbagliato, scusate, se avete dimostrato invece il contrario di quello, ma Elio non può, con la partita è un derby, i derby purtroppo chi fa pronostici nei derby secondo me il calcio non ne capisce, perché i derby sono sempre un enigma. Mi auguro che invece quando verrà il Catanzaro qui il Cosenza si porta a casa i 3 punti, ci sia un bel pubblico, ci sia una grande festa, ci sia un dualismo forte che ci deve essere, però sempre nella correttezza e nel rispetto dei ruoli, perché se noi dovessimo già da adesso caricare la partita dell'8 aprile col Catanzaro, ma adesso andiamo a Castellammare, cerchiamo di farci un bel risultato, che poi in casa col Catanzaro ce lo giochiamo tutti, perché se dovessimo in queste 2 partite non fare punti, secondo me precipitiamo e non andiamo neanche nei playoff. Concordo con quello, scusami, che ha detto Aldo Cennamo, stemperare i toni, capisco l'adrenalina a 1000 da parte degli ai lavori, dopo la partita, da parte dei tifosi principalmente arrabbiatissimi per questo 0-0 interno contro l'Agragas, però bisogna ripartire, bisogna chiaramente rimboccarsi le maniche, ad iniziare da Castellammare di Stabia, perché sarà una partita importante sabato di Pasqua, si giocherà alle 14:30 e poi ci sarà l'8 aprile il derby col Catanzaro. Attilio, giusto? Ma come in questo caso la retorica va a favore del Cosenza, nel senso che a fine stagione il Cosenza dovrà essere giudicato per forza di cose. Qualora nella malaugurata ipotesi che il Cosenza non raggiungesse i playoff, allora potrebbe trattarsi di fallimento. Ma ad oggi il Cosenza sta facendo un campionato giusto, potrebbe fare certamente di più e ne stiamo discutendo ampiamente oggi, ma il Cosenza a mio avviso andrà giudicato solamente dopo la fine della stagione, e qualora veramente non c'entrasse i playoff, solo in quel caso a mio avviso si potrebbe parlare e trattare di fallimento. Allora, andiamo ad ascoltare le parole di Occhiuzzi, tecnico in seconda del Cosenza, ovviamente perché Braglia, ricordiamo, era squalificato. E poi anche quelle di Criaco che sono molto interessanti. Sì, anche quelle di Criaco. La prestazione, la squadra l'ha fatta come doveva farla, perché non è facile per una squadra forte, non è un alibi. Noi sappiamo che il campo oggi ha piovuto tanto, è in queste condizioni, e abbiamo fatto una scelta di gioco, giocare su queste seconde palle, andare a attaccare le seconde palle, inserirsi da dietro, perché sapevamo alcune difficoltà loro, nonostante abbiamo visto la partita col Trapani, hanno fatto un'ottima gara, erano anche passati in vantaggio, è una squadra che comunque si chiude bene, fisica dietro, riparte bene, quindi noi avevamo fatto una scelta, viste le condizioni del campo, e onestamente non so quante palle gol il Cosenza oggi ha creato.
sicuramente su palle sporche, su seconde palle, ma era quello che si doveva fare. Non era semplice arrivare sugli esterni, non era semplice, abbiamo cercato il primo tempo un po' di farlo. Siamo rimasti in 10, ci siamo sistemati per cercare sempre di andare a vincere la partita, andare ad attaccare alti, restare alti nonostante l'inferiorità numerica, rubare palla nella loro metà campo e creare i presupposti per andare a far gol. Le abbiamo tentate, i ragazzi le hanno tentate. L'amarezza che avete voi, che ha il pubblico, l'abbiamo anche noi. Purtroppo l'espulsione, restare in 10, è normale, ti condiziona. Nei cambi devi sempre mantenere l'equilibrio, perché l'equilibrio lo devi mantenere. Il pensiero c'è stato di voler mettere qualcosina in più là davanti, però non è semplice, perché poi loro hanno messo l'attaccante veloce, quindi dovevamo un attimo essere bravi pure a... Sì, è vero, noi volevamo vincerla, noi non ci interessava pareggiamo, no, noi volevamo vincerla, però devi essere bravo anche ad essere equilibrato, dimostrare comunque di avere equilibrio, perché è fondamentale in questo momento del campionato. Ascoltiamo subito Criaco adesso, Leo Criaco. Allenatore dell'Akragas. Vediamo se siamo pronti. Oggi abbiamo raccolto un punto che veniamo da un percorso sicuramente che avevamo fatto bene nelle partite precedenti. Oggi ci siamo riusciti a raccogliere questo punto. È normale che dopo la sconfitta di Castellammare un po' il gruppo fondamentalmente non è cambiato niente, non è che a livello tecnico è cambiato qualcosa. Io alla fine sono il secondo dei mister di Napoli, stiamo continuando il percorso. È normale che il gruppo dopo quella sconfitta ha reagito con orgoglio per onorare la maglia e il campionato. Nella fase finale abbiamo avuto la possibilità pure di passare in vantaggio con Camarà, come ha detto lei. È da valutare che per esempio nel percorso di 3 settimane l'Akragas ha giocato più o meno sempre con gli stessi giocatori. Penso che il Cosenza ha avuto la fortuna già a fondi di cambiare tantissimi giocatori e quest'oggi di cambiarne altri. È un campionato, diciamo, che non è compromesso, perché la matematica, diciamo, non dice questo, però bisogna sempre ricordarsi che dietro una maglia c'è sempre una città e bisogna onorarla. Bene, allora io direi, Franco, di andare a vedere subito anche gli highlights. Così ricommentiamo, vediamo questo gol del Trapani di Pagliarulo. Il gol è arrivato quasi subito, nei primi minuti, al sesto mi pare. Pagliarulo. Sì. Li commenta Attilio. Li commentiamo insieme, sì, dai. Li commentiamo insieme, vediamo, siamo pronti dalla regia Enzo Leonetti per Rende Trapani. Anche perché, come spesso e volentieri, no, non è questo, non è questa. Questo è il Catanzaro. Questo è Monopoli Catanzaro. No. Arriva subito, Arriva. Il Rende, Enzo? Sì. Vediamo se ci siamo. Rende Trapani, finita 0-1. Come diceva giustamente Alessandro, è stata una prova nel complesso positiva, anche perché davanti al Rende c'era una delle squadre più forti di questo campionato, Trapani, che si è portata in vantaggio subito grazie al gol del capitano di Mille Battaglie Pagliarulo. Eccolo, e vediamo qua. subito un gol da centravanti vero per un difensore sulla carta, quindi certamente un gol che ha impostato da subito una partita a favore degli uomini di Calori, un Rende che poi ha cercato di ributtarsi, ha cercato comunque di raggiungere il pareggio, ma comunque poi non ci è riuscito grazie alla superiorità tecnica del Trapani, che si è vista soprattutto nei primi 25 minuti. Qui vediamo il colpo di testa, come dicevamo prima, da centravanti vero da parte di Pagliarulo. Come dicevamo poc'anzi, anche i 25 minuti di superiorità tecnica del Trapani sono testimoniati anche da questa bella occasione, doppia occasione respinta dall'estremo difensore del Rende. Sicuramente 2 tentativi che rendono omaggio a 2 buone sortite offensive del Rende. Dall'altro canto un Trapani che non si ferma, e la terza occasione in 13 minuti, scambio stretto, conclusione di sinistra, la palla che poi termina sul fondo, ma un Trapani che è entrato perfettamente in partita, conscio di essere probabilmente più forte qualitativamente del Rende, e ancora una volta, ancora un'occasione, questa volta un traversone con, come sempre, all'1 contro 1 Marras, il cross che poi trova la testa dell'attaccante, che poi non è riuscito chiaramente a centrare lo specchio della porta. Felicione Evacuo, che tra l'altro era uno di quei calciatori che si ipotizzava, si paventava potesse essere uno dei nomi caldi per l'attacco del Cosenza. Il Trapani ha deciso di tenerlo, e il Trapani successivamente si sta rendendo conto comunque che mantenere Felice Evacuo all'interno dell'ossatura di squadra è sempre un bene. E qui c'è De Brasi che salva ancora su Evacuo, che manda in calcio d'angolo. 2 portieri, uno è Saracco, l'altro De Brasi, che hanno sempre mantenuto per l'intero arco dei 90 minuti la concentrazione
aperta. Trapani-Furlan. Furlan, assolutamente, e quindi potremmo sintetizzare che è stata la giornata delle note positive per quanto concerne sia Rende che Cosenza. È un Rende che poi ha reagito, ha cercato di reagire anche se non facile, anche qui come diceva giustamente il presidente Coscarella, un campo non in perfette condizioni, ma un Rende che dal 30° di gioco in poi si è reso protagonista anche con questa buona calcio di punizione che ha visto Furlan, estremo difensore della squadra di Calori, molto attento. E poi il Trapani che subito dopo l'inizio del secondo tempo ha cercato di riportarsi e di chiudere definitivamente il match. Qui ancora Marras Show, tunnel, conclusione, palla che termina di poco alta dalla porta difesa da De Brasi, quindi senza dubbio un Trapani positivo nell'approccio del match. Possiamo rientrare in studio. Allora io direi di andare ad ascoltare anche quello che ha detto Ginobili, che è ovviamente il vice di Trocini. Sentiamo le interviste, poi mi pare che ci sia pure Calori. E poi c'è anche Calori. Interviste Rende. Dovremmo partire. Rende che lo ricordiamo. L'idea nostra era tenere in vita la partita fino al 90°, quindi penso che ha fatto bene il mister a aspettare un attimino, perché sapevamo che se facevamo questi cambi magari un po' prima c'era il rischio di prendere il secondo gol e la partita sicuramente sarebbe finita molto prima, quindi penso che è stata ragionata così. Una volta che abbiamo preso gol noi dovevamo provare a offendere, ma senza mai scoprirci e prendere questo secondo gol. Infatti siamo stati bravi, secondo me abbiamo fatto una prestazione importante, positiva, contro una squadra forte che in qualche situazione ci ha messo in difficoltà, ma in linea di massima abbiamo tenuto il campo, secondo me, molto bene. Bene, e ascoltiamo anche il tecnico del Trapani Calori. Vediamo Calori che dice. Merito anche del Rende che ci ha messo in difficoltà fisicamente, però siamo stati bravi a controllarli. Quando le partite poi non le chiudi, come ci è capitato in un po' di situazioni, è chiaro che poi devi saper soffrire. E in questo i ragazzi l'hanno fatto molto bene, perché vincere qua non era facile, è una delle squadre che in casa ha costruito la sua storia, e poi sapevamo che insomma, è una squadra strutturata che gioca in un certo modo, bisognava stare molto attenti e devo dire che i ragazzi hanno risposto bene. È chiaro che abbiamo cercato di prenderli alti perché sapevamo che il Rende potesse giocare con giocate alte e spizzata di Rossini, e poi quando sono entrati Ferreira, Ricciardo, quindi giocatori strutturati, quindi volevamo impedire questo lancio lungo, ma soprattutto volevamo andare a prendere a metà campo la palla per poi andare a concludere. Il primo tempo siamo usciti molto bene, però non siamo riusciti a chiudere, e quella cosa mi preoccupava, perché quando fai le situazioni e poi non riesci a finalizzarle, poi dopo non sai come può andare. Bene, Franco, allora io direi anche di vedere cosa è successo al Catanzaro. Il Catanzaro che ha vinto a Monopoli per 2-0, ha ritrovato finalmente la vittoria, non vinceva dalla gara contro l'Agragas. È la prima di Pippo Pancaro. Del mese di febbraio, ed è anche la prima vittoria di Pippo Pancaro che porta il Catanzaro a 4 punti sulla zona dei play-out. Catanzaro in maglia giallorossa e pantaloncini rossi in tenuta verde. Sì, il Catanzaro ha segnato. È stato bravo anche il portiere del Catanzaro Nordi sul vantaggio iniziale, perché poi ha spinto moltissimo il Monopoli una volta che aveva subito la rete iniziale di De Giorgi, però si è comportata molto bene, ha portato, come dicevi tu, a casa 3 punti importanti. Alessandro Russo, vuoi commentare pure tu questi gol del Catanzaro? Ma sicuramente è un Catanzaro che ha trovato i punti che non aveva trovato, secondo me meritava già nelle precedenti gare, soprattutto nell'esordio casalingo di Pancaro. È un Catanzaro che dalle notizie che mi arrivano è una squadra in salute. È una squadra in salute che ha avuto un momento di ambush, ma che adesso si sta ricollocando con un nuovo management. Qui c'è una gran bella parata di Nordi. 2 belle parate tra l'altro di Alessandro Nordi, con un approccio che dopo vedremo, per legarmi al discorso che faceva Alessandro, che testimoniano uno stato di salute e anche dal punto di vista fisico una squadra pronta, un approccio importante. Vai Alessandro. Sì, e adesso vediamo la parte saliente del match, quando arrivano
le reti del Catanzaro, che riesce a trovare il vantaggio. Questo è il gol, se non vado con errato. una soluzione da fuori, bellissimo, una bomba, questo è il gol della domenica. sulle terre arie. Questo è un gol d'antologia. Ecco, De Giorgi. Ecco, diciamo che sono le soluzioni che servono quando le partite sono bloccate. Bravo, come quella di ieri. Diciamo, di solito nel Cosenza c'era Calamai che ci faceva vedere questi tiri. Catanzaro ha trovato un gol davvero da antologia. Eccolo qua, rivediamo il replay. Prende la coordinazione, calcia, la palla rimane giù, il portiere rimane di sasso all'incrocio dei pali. Ed ha trovato anche subito il raddoppio. E subito il raddoppio, la classica situazione che manda al tappeto l'avversario. Tra altre cose, di una delle squadre più in forma del momento il Monopoli. Ecco, la palla al limite dell'area e il tiro. Zanini, ex Cosenza. Torniamo in studio, grazie. È un Catanzaro che, ribadisco ancora una volta, le notizie che ho, è una squadra che, nonostante le 2 sconfitte precedenti, non era assolutamente in crisi, e il risultato lo dimostra. Pancaro. E andiamo ad ascoltare Pippo Pancaro, vediamo cosa dice della sua prima vittoria sulla panchina del Catanzaro. Abbiamo vinto una partita, penso, in modo meritato, su un campo difficile, contro una squadra che sta facendo molto bene. Oggi praticamente raccogliamo quello che avremmo meritato di raccogliere anche nelle partite precedenti e che non abbiamo raccolto. Vittoria per noi importante e fondamentale. Detto questo, non abbiamo fatto niente perché eravamo all'inferno prima e continuiamo a essere ancora oggi all'inferno. C'è un grandissimo equilibrio per tutti gli obiettivi. Sono convinto che si deciderà tutto nel rush finale. Bene, Alessandro, ti volevo chiedere, la giornata si concluderà stasera con Siracusa Reggina, una partita secondo me aperta a tutti i risultati, non così scontata. Ma la Reggina, come avevo detto nell'incipit della trasmissione, è capace anche di sovvertire le partite che la vedono sulla carta svantaggiata. Il Siracusa fa del proprio stadio un fortino, è una squadra che ha ottime doti. Devo dire la verità, è una di quelle squadre che mi è sembrata più solide di quelle che ho visto giocare, almeno contro il Cosenza, una squadra ben messa, organizzata, che adesso si trova lì e dovrà cercare di mantenere questa posizione. Tra altre cose è una partita storica, tra 2 piazze che si fronteggiano da sempre, quindi è una gara del lunedì che con i giochi fatti intorno si possono giocare, non dico a cuor leggero, però la Reggina gioca per 2 risultati. È chiaro che la Reggina, vista qui al San Vito Marulla, è sembrata una squadra che in una prima parte è sembrata un po' incerta. Quando si è tolta di dosso quel velo di tristezza e ha giocato a braccio libero, grazie anche ad un Cosenza che arretra sempre di 30 metri quando si trova in vantaggio, non ne capiamo le ragioni, è riuscito a trovare il pareggio. Per me la Reggina può giocarsela, come dici bene tu, anche perché ha molti ragazzi ed è un allenatore che gioca su questa organizzazione secondo me molto riconoscibile, Gianore Maurizi. La Reggina ha maledettamente bisogno di ottenere un filotto utile, altrimenti veramente la situazione potrebbe farsi complicata, soprattutto nell'ultimo periodo. Si è vista una squadra piatta, una squadra a cui è mancata sempre il cambio di passo, e l'ultima vittoria ottenuta tra le mura amiche per 2-1 è stata una liberazione sotto tanti punti di vista. Quindi la Reggina dovrà giocare sull'onda dell'entusiasmo, comunque cercando di ottenere punti utili per muovere la classifica su un campo da sempre storicamente ostico come quello di Siracusa. Bene, allora ricordiamo anche per gli amici che ci seguono da Reggio che la partita Siracusa-Reggina sarà visibile stasera su Rai Sport alle 20:45. Mister Spinelli, lo dicevamo in apertura, tecnico della Morrone, ieri avete conquistato la Coppa Italia Calabria. Bella impresa, eh? Sì, abbiamo fatto, diciamo, un bel risultato per questa società che si sta mettendo sul palcoscenico calabrese e dilettantistico come una delle favorite, un nastro nascente. Devo essere sincero, i ragazzi hanno ottenuto un bellissimo risultato coronando una bellissima partita contro una squadra del Reggino, anche loro primi in classifica dall'altra parte del girone, il bianco.
una buona squadra con dei giovani anche interessanti che hanno partecipato in campionati importanti con la Regina stesso, quindi sicuramente è un traguardo importante che abbiamo ottenuto e che abbiamo dedicato al nostro direttore, perché Combinazione è stato il suo compleanno, quindi con l'occasione abbiamo potuto regalargli in questo momento una piccola soddisfazione. Facciamo gli auguri allora, anche se con un giorno di ritardo, all'amico Marco Chiappetta. Marco, sì. Marco. E quindi la squadra gli ha dedicato questa vittoria nella speranza che da qui a poco potremmo e possiamo raggiungere un altro traguardo importante, che è quello di vincere il campionato. Benissimo, noi ovviamente facciamo il tifo per voi. Grazie, gentilissimo. Allora, andiamo adesso a vedere quale sarà il prossimo turno di Serie C, ricordando che invece per quanto riguarda la Serie A, il Crotone sarà di scena a Firenze. Partita importante, Franco, eh? Sì, partita importante, lo abbiamo detto anche nella trasmissione precedente, perché dopo il 2-0 contro la Roma in casa c'è bisogno di, come dire, rimettersi sulla strada maestra, sulla via giusta. C'è in questi giorni una dichiarazione del presidente appunto del Crotone Vrenna, che dice: con Zenga ci salveremo, e sappiamo che abbiamo un campionato e un calendario molto molto difficile, però crediamo nelle nostre potenzialità, crediamo nella nostra forza, ci salveremo. Allora il suo augurio è anche il nostro, un in bocca al lupo naturalmente per il Crotone e per questa partita importante di Firenze, perché poi ci sarà quella col Torino, mi pare, successivamente. Esatto. Allora, andiamo a leggere il prossimo turno di Serie C. Vediamo dalla regia. Prossimo turno, sì, grazie. Allora, Agragas Francavilla, Bisceglie Fidelissandria, Catanzaro Catania, Juve Stabia Cosenza, Lecce Siracusa, Paganese Casertana, Rende Monopoli, Sicula Leonzio Fondi, Trapani Matera. Allora, riposerà la Regina. E riposerà la Regina. Tutte partite da brivido. Che si giocheranno sabato. Si giocheranno tutte sabato. Sabato di Pasqua. Parto facciamo un giro con il giro dei nostri ospiti. Alessandro, allora sicuramente forse le due più importanti sono Cosenza Juve Stabia, che qui insomma il dado potrebbe essere tratto, e anche questo Catanzaro Catania e questo Lecce Siracusa possono essere delle partite aperte a tutto. E Trapani Matera pure. E Trapani Matera pure. E a questo punto mettiamo anche Rende Monopoli, visto che stiamo facendo vabbè, una grande diciamo che è più detto questo, a parte le battute, intanto io volevo fare un inciso sulla Serie A dicendo che almeno ci facciamo una risata, Franco, per sdrammatizzare, è vero. che oggi è stata assegnata la panchina d'oro a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, secondo Gasperini e terzo Sarri, quindi Allegri è fregiato della panchina d'oro in Serie A. Tornando a noi, sicuramente la partita di cartello di tutta la giornata, a mio avviso, è Catanzaro-Catania, per vari motivi, perché Catanzaro-Catania è un derbissimo, perché il Catania secondo me ha l'ultima chiamata, perché o vince a Catanzaro o difficilmente, nonostante, perché abbiamo detto che ha 4 punti, ma con una partita in meno. Perché ricordiamo che il Lecce deve riposare ancora, però c'è il giallo nel giallo, e quando riposa il Lecce c'è Catania-Trapani, e quindi c'è una eliminazione diretta. Sembra veramente un thriller. Però bisogna rivedere quando c'è Trapani-Catania. Il 22 aprile. No, il 22 aprile. Gioca in casa il Catania. Ci mancano 3 partite. No, due monito di speranza. Uno è quello, come giustamente ricordava Franco, del presidente del presidente Vrenna. I tifosi si aggrappano a quel monito di speranza, anche se la situazione non è semplice. Cali di concentrazione troppi e frequenti, però ritornando sulla giornata di Serie C non è retorica quando diciamo che sono tutte gare da seguire. Ma sicuramente. Alessandro, voglio un pronostico Alessandro, su tutte le gare. No, volevo semplicemente dire che Rende Monopoli, intanto per essere chiari, è uno scontro playoff. Le due pagine più belle di questo giro. No, sicuramente il Rende, lo sottolineo ancora una volta, è una di quelle squadre straordinarie per quanto riguarda la resa del campionato. Ma il Monopoli è una squadra forte, molto forte, e tra altre cose sono attaccate in classifica. Oltretutto arriva da questa sconfitta col Catanzaro. Poi c'è da dire che il Cosenza ha una partita importante. Tra altre cose, Braglia è un ex e a Castellammare ha costruito il meglio di sé. Io stimo molto Braglia. Sono appassionato di Braglia da quando ha costruito il miracolo Juve Stabia, perché non dimenticherò mai un Cosenza Juve Stabia, una vittoria del Cosenza, se non erro,
con un gol di Fiore, non ricordo bene come finì, però c'era la Juve Stabia di Braglia, no? E da quel momento quella Juve Stabia è diventata sempre più tosta, sempre più tosta, sempre più tosta, che ha vinto il campionato ed è andata in Serie B. E lì ho capito che c'era la mano dell'allenatore. Allora, Braglia gioca contro il suo passato, speriamo che esca fuori l'esperienza di questo allenatore, perché poi le squadre hanno sempre il carattere degli allenatori. Purtroppo Braglia sta avendo le partite dall'alto in questo momento. Abbiamo un tesoro di persona che è Roberto Chiuzzi, che si vede ad occhio nudo, che è proprio del Cosenza senza dubbi. Però si gioca una fetta di credibilità il Cosenza a Castellammare di Stabia, anche perché, se mi permetti, dopo c'è una partita importante contro il Catanzaro. La partita delle partite, Cosenza Catanzaro, Benissimo. per i tifosi rossoblù, sia chiaro, Allora, io devo salutarvi perché siamo in chiusura, oggi abbiamo un po' sforato nei tempi e devo ricordarvi che Replay non andrà in onda la prossima settimana, ma tornerà il 9 aprile. Quindi vabbè, gli auguri da parte di tutta la redazione di Teleuropa di una serena Pasqua. Salutiamo gli ospiti: Alessandro Russo. Buonasera. Attilio Malena. Grazie a voi, buon proseguimento. Andrea Spinelli. Salve, buonasera a tutti. E Aldo Cennamo. Grazie Franco, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, ci grazie. rivediamo Buona il 9 Pasqua. aprile. Arrivederci. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.